Il primo livello AIS è strutturato in 15 diversi incontri, di cui uno sarà in un'azienda vitivinicola. Questi incontri prevalentemente sono di carattere serale, durano 2 ore e mezzo. La prima parte è di carattere teorico, la seconda invece di carattere più pratico. Per quanto riguarda questi incontri, andranno a svolgere tutto il programma di formazione e partiranno dalla viticoltura per poi parlare di enologia, di tutto ciò che accade in cantina. Poi la parte centrale, la tecnica della degustazione, quindi l'esame visivo, olfattivo e gusto olfattivo, 3 incontri che sono le fondamenta di tutto quello che è la creazione veramente e la base del sommelier. Per poi parlare di sfumanti, le bollicine, i vini passiti, i vini aromatizzati, i vini liquorosi, i vini speciali, e poi parleremo anche di birra, di distillati e di liquori. Naturalmente, a coronare questo aspetto formativo è interessante anche attraversare quel tema dell'aspetto pratico, quindi parlare di funzioni del sommelier, capire le temperature del servizio, capire la tecnica di servizio, la gestione di una carta vini e per esempio anche la decantazione o la gestione di tutti quelli che sono gli attrezzi del sommelier sarà un focus su cui ci soffermeremo